Signore e signori, buonasera e benvenuti al primo evento della serie Archeo, Moda e Musica. In realtà non è il nostro primo evento di quest'estate, noi siamo in tour, stiamo girando di nuovo un po' tutta la Sardegna finalmente dopo lunghi mesi di chiusura, ma questo è effettivamente il primo evento di Archeo, Moda e Musica e siamo molto felici di farlo proprio qua a San Roque, esattamente sotto Saddomo e Sorcu, dove abbiamo realizzato un bellissimo servizio fotografico e anche un video che è già online e quindi vi invito ad andare a vederlo. Io ringrazio Capoterra 2000 Academy e M Comunicazione per l'organizzazione e ringrazio come sempre il Comune di San Roque per il patrocinio e per averci ospitato, nonché la Proloco. Quindi chiedo un bel applauso sia per il Comune che per M Comunicazione Capoterra 2000 Academy. Il progetto Archeo, Moda e Musica è un progetto che sta girando un po' tutta la Sardegna, il cui scopo è proprio quello di promuovere e di valorizzare i siti archeologici della Sardegna, di cui ancora molti sono sconosciuti ai più. E quindi diciamo questo progetto va avanti ormai da qualche tempo, abbiamo già realizzato molti servizi fotografici e verrà fuori anche un bellissimo catalogo dove abbiamo abbinato le nostre modelle e gli abiti, le sartorie della nostra isola a questi siti archeologici meravigliosi. Quindi un bel progetto per la valorizzazione del nostro territorio. Ma iniziamo con la moda, perché ovviamente stasera, come vi dicevo, abbiamo moda e abbiamo musica. E questa sera la prima stilista di questa sera è Emma Ibba. Pizzo, tessuto tecnico, tagli che giocano con le trasparenze, il tutto in total black, colore legato all'ignoto, agli aspetti interiori, al lato nascosto di noi, ma è anche una tinta forte come Forti. Emma immagina tutte le donne che indosseranno questi abiti, una collezione legata all'introspezione, al guardare alla sostanza delle cose, dedicata a tutte quelle donne che sanno andare oltre le difficoltà, oltre le convenzioni e oltre le formalità. Io la ringrazio perché anch'io indosso un suo abito. Emma Ibba. Ti proteggerò dalle paure delle ipocondrie, dai turbamenti che da oggi incontrerai per la tua via, dalle ingiustizie, dagli inganni del tuo tempo, dai fallimenti che per tua natura normalmente attirerai. Ti solleverò dai dolori e dai tuoi sbalzi d'umore, dalle ossessioni delle tue manie. Supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. E guarirai da tutte le malattie, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te. Vagavo per i campi del Tennessee, come vi ero arrivato chissà, non hai fiori bianchi per me, più veloci di aquile i miei sogni, attraversano il mare. Ti porterò soprattutto il silenzio e la pazienza, percorreremo assieme le vie che portano all'essenza. I profumi d'amore inebrieranno i nostri corpi, la bonaccia d'agosto non calmerà i nostri sensi. Tesserò i tuoi capelli come trame di un canto, conosco le leggi del mondo e te ne farò dono.
supererò le correnti gravitazionali, lo spazio e la luce per non farti invecchiare. Ti salverò da ogni malinconia, perché sei un essere speciale ed io La dolcezza e l'anima di Emma Iba è tutta in questi abiti. Emma Iba! che avrò cura di te. Congratulazioni Emma, grazie ancora perché anch'io, come ho detto poc'anzi, indosso un tuo splendido abito. Grazie alla nostra bellissima Erika. Grazie. Direi un inizio meraviglioso. Con Emma è sempre una garanzia, ma posso garantirvi che anche Valentina Muredda ci lascerà senza parole. Colori brillanti, morbidi drappeggi e tessuti leggeri, tutto in una collezione che vuole sperimentare la fantasia nella forma dell'eleganza. Valentina Muredda. We're a million volts in a pool of light, electricity in the room tonight, born from fire, sparks flying from the sun. Hey, I hardly know you, can I confess? I feel your heart beating in my chest. If you come with me, tonight is gonna be the one. 'Cause you faith and no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right. We are the people we've been waiting for. Out of the ruins of hate and war, army of love that's never seen before. We are the people we've been waiting for. We are the people of the open hand. The streets of Dublin to Amsterdam. We'll build it better than we did before. We are the people we've been waiting for. We are the people we've been waiting for. Broken bells and a broken church. Heart that hurts is a heart that works. From a broken place, that's where the victory's won. 'Cause you faith and no fear for the fight. You pull hope from defeat in the night. There's an image of you in my mind. Could be mad, but you might just be right. We are the people we've been waiting for. Out of the ruins of hate and war, army of love that's never seen before. We are the people we've been waiting for. We are the people of the open hand. The streets of Dublin to Amsterdam. We'll build it better than we did before. We are the people
We're a million volts in a pool of light, electricity in the room tonight, born from fire, sparks flying from the sun. Seduzione ed eleganza nella collezione di Valentina Muraedda. I feel your heart beating in my chest. If you come with me, tonight is gonna be the one. 'Cause you faith and no Ancora un applauso per Valentina Muraedda. Grazie Valentina, grazie alla nostra Chiara. E continuiamo la serata, ma prima di procedere vorrei fare qualche ringraziamento ai nostri sponsor. Ringrazio Carrelli Elevatori Service di Sestu, Archeofoto Sardegna, promozione dei siti archeologici della Sardegna, Assocral, One for All Convenzioni, Cagliari, Baobab, Villa Simius, via Cagliari 43, B&B su Viginau, Viale al Mare 36, Frutti d'Oro, Capoterra, Box Office, vendita ticket, Cagliari, B-City, la città dell'impresa per gli imprenditori sardi a Cagliari, Cesi, costruzioni edili, stradali, industriali a Selargius, Carauto di Sergio Carracoi, concessionario Ford, vendita e assistenza a Capoterra e infine Radio Supersound, la radio ufficiale dei nostri eventi. Ebbene, prima di proseguire la serata però io voglio fare come sempre la mia annuale chiacchierata con il sindaco Tore Mattana. Caro Tore, ciao, buonasera. Mi sa che Mariano serve un microfono per il sindaco, vero? Eccoci qua. Sì, ci tocca. Ecco, io ho il manager group diventa il mio valletto di fiducia in queste occasioni. Un bel applauso per Mariano Marras, manager group. Caro Tore, intanto grazie perché anche quest'anno ci ospitate, questa volta sotto diciamo questo nuraghe meraviglioso e sono certa che vuoi dire qualche parola come ogni anno. Sì, intanto siamo molto lieti di ospitare la prima manifestazione del progetto Archeo, Moda e Musica, quindi la prima manifestazione in Sardegna di un progetto che sta avendo molto successo e ne sono felice, che vuole valorizzare i nostri siti archeologici, quindi il nostro grande patrimonio archeologico, con la presentazione delle creazioni dei nostri migliori stilisti sardi. Quindi un progetto innovativo anche, quindi che ho apprezzato molto. Oggi in questo scenario ai piedi del nuraghe Sadome Sorku, che è uno dei nuraghi più importanti in Sardegna, è del XIV-XV secolo a.C., un nuraghe trilobato, che è per noi un patrimonio inestimabile, perché intanto è un pezzo della nostra storia, sono le nostre radici, ed è anche un modo per recuperare la nostra identità. Parliamo molto di identità, ma le identità sono da dove proveniamo. Le nostre radici, certamente, è proprio da dove proveniamo. È la nostra storia. Tra l'altro facilmente raggiungibile, perché non tutti i nuraghe sono così accessibili come questo, a pochissimi chilometri da Cagliari, quindi in un punto con anche nevralgico, esatto, con un centro servizi. Tra l'altro a breve partirà un progetto per la valorizzazione del sito, con illuminazione, con naturalmente tutta una didattica, videocamere, è un arredo urbano, quindi un nostro bene che noi vogliamo valorizzare, così come vogliamo cercare di presentare al meglio, e questa è l'occasione, anche i talenti che abbiamo in Sardegna, quindi i nostri stilisti, gli artisti, gli artigiani, insomma quelli che sono i talenti della nostra isola. Purtroppo in questi giorni martoriata dagli incendi, noi siamo in un'occasione qui piacevole, ma purtroppo non distante da noi, come dire, si attenta ancora alle bellezze della nostra isola. Purtroppo mi dispiace molto, cioè rattrista tutti noi. No, spezza il cuore. A me ogni anno, succede tutti gli anni, purtroppo. In teoria quasi uno dovrebbe esserci abituato, ma non ti puoi mai abituare a una cosa del genere. Ogni anno quando succede per me è un colpo allo stomaco incredibile. Ne parlavo proprio oggi con mio marito, è terribile. Esatto, e sembra di sentire, sarà che queste giornate sono caldissime, ma sembra di sentire ancora di più quel calore. Quindi abbiamo tante bellezze, è giusto valorizzarlo, questo progetto va in quella direzione, quindi io voglio ringraziare intanto Capoterra 2000, Mariano Marras e tutto lo staff. Grazie. Che è eccezionale, quindi gli farei un applauso, non sono mai sufficienti. Grazie Salvatore. Intanto perché è un modo anche per riprenderci un po' la nostra vita normale. Questa è una delle prime poche
manifestazioni dopo il lungo periodo di lockdown e restrizioni che abbiamo avuto, quindi è un modo per riprendere la vita. Poi perché è un progetto importante, lo voglio ricordare, è finanziato dal Ministero della Cultura, dalla Regione Sardegna, dalla Fondazione Sardegna, anche dal Comune di San Roque, nel suo piccolo, con tanti grandi e piccoli sponsor. Quindi io faccio tanti auguri a questo progetto, sono sicuro che darà valore al nostro patrimonio archeologico e a tutti i talenti della Sardegna. Grazie Tore, gli facciamo gli auguri insieme, ma ne sono certa, come hai detto tu, è un progetto molto innovativo e sta già andando molto bene, quindi penso procederà altrettanto bene per il resto dell'estate e si spera anche per il futuro. Molti auguri. Grazie ancora Tore, grazie. Ebbene, dopo questa bella chiacchierata con il nostro sindaco, procediamo con la serata dedicata alla moda. E questo è il momento di Marita Balaz, da indossatrice a fashion designer, per dimostrare che i sogni non hanno confini. Ed è proprio in passerella che Marita Balaz comprende l'importanza di raccontarsi attraverso gli abiti, nell'incessante bisogno di esprimere il proprio senso di libertà. Ha presentato la sua prima collezione Street College alla Settimana della Moda Cagliaritana organizzata da Capoterra 2000 nel 2019. Dall'incontro tra colori e fantasie del momento, invece, nasce la collezione Color Therapy, ispirata al sole, al mare e ai colori della natura che tanto ci mancava in questi lunghi mesi di chiusura forzata. Le creazioni come sempre rispecchiano lo stile by Marita, tute, completi e vestiti che trasmettono allegria e voglia di ricominciare. I suoi capi sono esposti all'interno del negozio Place Corner Store in via Garibaldi 205 nelle vie dello shopping cagliaritano. A voi i colori di Marita Balaz. Se pasó mi amante y yo no lo vi. ¡Pascue! Me robaste el sueño cuando me dormí. Se pasó mi amante y yo no lo vi. Qué linda la mariposa cuando acaricia las flores. La mujer que a mí me quiera yo le pongo condiciones. Me robaste el sueño cuando me dormí. Se pasó mi amante y yo
La collezione coloratissima di Marita Balazza, accompagnata dalla splendida performance della ballerina Carola Puddu. Congratulazioni Marita, splendida collezione. Bravissima la nostra Carola, che oltre ad essere una modella è una splendida ballerina che infatti balla anche al teatro lirico. Grazie alla nostra Jenny, grazie. E molto bene, adesso possiamo continuare la nostra serata con My Sardinia Style di Lorena Caddeo. Dall'amore per la Sardegna e l'artigianato nasce l'idea My Sardinia Style, ovvero sviluppare un progetto per la valorizzazione del lavoro artigianale. La ricerca costante di materiali e modelli hanno dato vita alla nuova linea dal nome Costa Smeralda, una linea che rappresenta l'eccellenza del sughero. Splendidi intarsi che rappresentano il giglio sardo arricchiscono il design moderno e versatile. My Sardinia Style è sempre attenta alle tematiche ambientali, alle filosofie vegane, alla cura dei materiali e alle esigenze di ogni donna. Il marchio My Sardinia Style ha varcato il mare e lo trovate, oltre che in Sardegna, nei migliori negozi di artigianato a Milano, in Francia, in Germania, in Giappone e in Svizzera. Potete trovare il nuovo showroom My Sardinia Style al centro di Cagliari, nella via Sulis 47. A voi, My Sardinia Style! Su sole, ojos que su mare, pilos de colores, a luna insistiu, cántame su en tu, quiliceru sulada, cántame su trigo de oro insistiu, pizza de su sole, in mezzo su campo, movendo esa veste, movendo esos fiancos, pare su un bisu, no ti scaferrare. Mi encanta su sino in sa veste de lino, in sos campos rubias dormiderás. Un suento guinas move, danzana, danzana impare a ti, quizás que dormiderá. Ti gil comai nu esto es. Fiza de su sole, prenda de esa vida, leve che salughe in su notte esistiu, pare su un viso. Non ti scaferrare, mi encanta Susino in sa veste de lino, in sos campos rubias dormiderás. Un suento guinas move, danzana, danzana impare a ti, quizás que dormiderás. Esto es. Pizza de su sole, prenda de esa vida, leve che salughe in su notte esistiu, pare su un viso, non ti scaferrare, mi encanta Susino in sa veste de lino, in sos campos rubias Innovazione e tradizione per le borse di My Sardinia Style.
Ancora un applauso, questa sera Lorena non è qua con noi, ma sono certa che le arriverà in ogni caso il nostro calore. Io vorrei fare ancora qualche ringraziamento, ringrazio Delta P, Articoli Tecnici Industriali a Macchiareddu, Demolizioni Congiu, Demolizioni Industriali a Capoterra, Eco Solution, Ingegneria per la Sicurezza e per l'Ambiente, Sestu, Oroin, Gioiellerie in tutta la Sardegna, Spazio IT, Azienda di Software San Luri, Il Baratto, Cagliari, Publisar, Agenzia Distribuzioni Pubblicitarie Capoterra, Ecoservice Sarda, Servizi Ambientali ad Elmas e infine Enrico Magia, rappresentante Keracol in Sardegna ad Assemini. Vi chiedo un applauso per i nostri sponsor, per le aziende che collaborano con noi per i nostri eventi. E adesso ho il piacere di presentarvi i NUR, ovvero Daniele Cucu e Massimo Perra, o meglio, non sono solo loro, ma oggi la formazione è a due, perché loro mi hanno effettivamente detto che loro sono i più belli del gruppo e quindi hanno preferito venire loro, non portare gli altri. Un grandissimo applauso per i NUR!
grandissima tecnica, tantissima bravura, tantissimo talento per i Nur. Bravissimi. Molto bene. E io nel frattempo, mentre i ragazzi qua smontano un po' l'attrezzatura, anche se li rivedremo nel corso della serata, vado a presentarvi il prossimo stilista di questa sera, Roberto Bortolussi. Roberto Bortolussi nasce in Friuli e sin dalla più tenera età scopre di avere un naturale talento per il cucito e quando capisce che questa sarà la sua passione, la sua vita, si trasferisce a Milano per frequentare la Marangoni. Qua inizia a lavorare con la sartoria di Altamoda Bichi e nella sartoria di Altamoda Bichi passano un sacco di star e lui ha la possibilità di vestire delle grandi personalità del jet set come Maria Callas o la Contessa Gusta. Si ritrasferisce nella natia Udine, apre un atelier e le sue collezioni sfilano un po' per tutte le città europee. Ma poi si innamora della Sardegna, si trasferisce qua, apre un atelier qua e continua a creare le sue collezioni. Ci ha anche rappresentato alla Settimana della Moda a Mosca nel 2019 e questa sera Roberto Bortolussi è qui. Roberto Bortolussi! Pour toutes les filles qui viennent et attendent en tombant, tombant, ouais. Et tous les gens qui parlent et parlent, c'est des faux charmeurs, charmeurs, ouais. Et tous les soirs tu rêves de lui pendant qu'il dort, dort, ouais. La vie est faite pour ceux qui vivent, respirent son cœur, Je sais que l'amour n'est pas facile pour les petits cœurs qui battent seuls. Prends soin de ton cœur, jouez pas ce jeu, tu verras. Mi butterai, bambola, e non cambierai. È come fosse una, è come fosse una bambola, è come fosse una, è come fosse una bambola, è come fosse una. J'ai ignoré cette voix, ouais, ce chuchotement qui me dit c'est clairement garde à toi, ouais. Envoûté, j'ai eu confiance tombée dans ta danse, ouais. L'amour ne se joue pas, maintenant ce sera sans moi. Je sais que l'amour n'est pas facile pour les petits cœurs qui battent seuls. Prends soin de ton cœur, jouez pas ce jeu, tu verras. Mi butterai, bambola, e non cambierai. È come fosse una, è come fosse una bambola, è come fosse una, è come fosse una bambola, è come fosse una. Times you said you called but left her waiting, yeah. For all the times she lay there anticipating, yeah. For all the times you swore that she was your only, yeah. Words that came at night because you were lonely. Bambola, mi butterai, bambola, e non cambierai. È come fosse una. La collezione di Roberto Bortolussi. Eccolo il nostro Roberto. Tra l'altro Roberto, io ti devo fare un ringraziamento speciale perché questa splendida benda che porto sull'occhio me l'ha realizzata Roberto. Grazie Roberto, grazie Erika, congratulazioni.
E adesso è il momento di Marinella Staico. L'atelier Marinella Staico ad Assemini propone per la bella stagione un capo d'abbigliamento adatto a qualsiasi donna che ama la comodità. La tuta intera è da anni uno dei capi di tendenza, usata in tempi passati dalla classe operaia. Oggi la tuta è più modaiola che mai. Comoda e versatile, è un capo ideale per la bella stagione da indossare sia di giorno che di sera, da abbinare con scioltezza a scarpe col tacco oppure un paio di sneakers. Si può declinare il mood che si vuole cambiando scarpe, borsa, cintura e così via. Il punto chiave è scegliere il modello che più si adatta alle nostre forme e in questo ci aiuterà sicuramente Marinella Staico. La collezione di Marinella Staico. Anche Marinella questa sera non è qua con noi, ma credo sia stata rappresentata benissimo dalle nostre ragazze. Ma lo facciamo ancora un forte applauso per le nostre modelle, perché signori, sono brave, sono belle, ok, sono ben truccate, hanno degli abiti bellissimi, ma guardate che camminare qua con i tacchi a spillo non è mica facile, quindi sono anche delle grandissime atlete. Ebbene, prima di proseguire facciamo ancora qualche ringraziamento. Ringraziamo Ricette di Sardegna, primo giornale enogastronomico della Sardegna, Cagliari, Sistel Alimentazione Elettrica di Emergenza, Decimo Mannu, Gome Service di Franco Dessì, Centro Assistenza Pneumatici e Revisioni a Capoterra, ML Costruzioni, Montaggi e Manutenzioni Industriali a Cagliari,
Capri, riciclaggio e smaltimento rifiuti in Sardegna a Guasila. Wind of Sardinia, organizzazione eventi, promozione e vendita del prodotto tipico sardo, Capoterra. Tecno Sarda Carrelli, vendita e noleggio carrelli e macchine per le pulizie industriali a Sestu. E infine Mida Charter, noleggio imbarcazioni da diporto a Cagliari. Ebbene, adesso ho di nuovo il piacere di lasciarvi in compagnia della musica, perché come ben sapete questo evento si chiama Archeo Moda e Musica e quindi vi lascio in compagnia della voce dolcissima di Bianca Accorte. Buonasera. Non serve un raggio di sole, un cielo blu come il mare, perché mi porta un dolore che sale, si ferma sulle ginocchia che tremano, e so perché. E non arresta la corsa, lui non si vuole fermare, perché un dolore che sale fa male. Ora lo stomaco, fegato, vomito, fingo, ma c'è. E quando arriva la notte e resto sola con me, la testa parte, va in giro in cerca dei suoi perché, né vincitori né vinti, si esce sconfitti a metà. La vita può allontanarci, l'amore continuerà. Lo stomaco ha resistito, che se non vuole mangiare, ma c'è un dolore che sale, fa male. Arriva al cuore, lo vuole picchiare più forte di me. Prosegue nella sua corsa, si prende quello che resta ed in un attimo esplode, mi scoppia la testa. Vorrebbe una risposta, ma in fondo risposta non c'è. E sale e scende dagli occhi. Il sole adesso dov'è? Mentre il dolore sul foglio è seduto qui accanto a me. Che le parole nell'aria sono parole a metà. E queste sono già scritte, ma il tempo non passerà. Ma quando arriva la notte e resto sola con me, la testa parte, va in giro in cerca dei suoi perché, né vincitori né vinti, si esce sconfitti a metà. L'amore può allontanarci, la vita poi continuerà. Ma quando arriva la notte e resto sola con me, la testa parte, va in giro in cerca dei suoi perché, né vincitori né vinti, si esce sconfitti a metà. L'amore può allontanarci, la vita poi continuerà. Grazie. Grazie a tutti. Bianca Accorte! Grazie. Congratulazioni Bianca! E vorrei anche dire una cosa, che oltre ad essere una modella, ormai calca le passerelle da un po' di anni, adesso anche cantante, e questa emozione era dovuta anche al fatto che questo è il suo esordio, quindi l'esordio qui a San Rock, quindi un grande applauso per Bianca.
Benissimo, adesso continuiamo la nostra serata con Paola Sailis. Il ricamo ha sempre fatto parte della sua vita, ma non avrebbe mai immaginato che un lavoro che doveva rimanere, diciamo, un lavoro unico, che le avevano richiesto per un'occasione speciale, avrebbe destato così tanto scalpore, sarebbe stato apprezzato così tanto da portarla poi a creare tantissime collezioni. Lei non ama essere definita stilista, sebbene per noi sia una grande stilista. Lei continua a preferire definirsi una ricamatrice, una grande ricamatrice. Paola riproduce e studia i ricami del passato con grande maestria, li realizza su degli scialli meravigliosi, il classico scialle sardo, ma non solo, ha rivisitato la nostra tradizione, quindi realizza anche degli abiti sempre che richiamano la tradizione, moltissimo, ma sono anche proiettati nel futuro. Fa questo lavoro stupendo con la figlia Denise e io infatti dico sempre che la sua Sardegna è proiettata nel futuro. Paola Sailis. Anima, mi vida, notte e dia, e su quero, sopra tie. Omine, su misterius este fatto omine, levium, liberum, che una nube, che prezioso, solo due. Ma un poco de veraula sta furatu, sogni io su una notte, notte faula stise fattu, come se cielo, male pagato, come uomine, come le ancure, contro vivo, vicini vento, e mi cammino, vento di sculata, toli mastro. Uno viaggio che na rughe in aumento, splendido tu e si spera, tu e sa rughe no aspaghe, a per uno, male pagato, come uomine, come le ancure, non domino, vicini vento, e mi ingannino, vento di sulada, toli mastro.
Con questa Sardegna che ci vogliamo rappresentare, collezioni perfette per il progetto Archeo Moda e Musica. Paola Sairis. Come sempre, applausi scroscianti. Congratulazioni Paola, grazie. Benissimo, e continuiamo con Marinella Porru, che questa volta per questa serata sarà accompagnata dalla musica dei Nur, che sono già qui dietro di me che stanno iniziando a sistemare l'attrezzatura. Marinella Porru, stilista di moda, costumista e designer del gioiello. Ha unito le sue conoscenze di progettazione del costume e tecniche sartoriali con quelle del gioiello per creare una linea di gioielli e veri e propri abiti gioiello, abbinando cinture, stole, scialli in seta in un'unione armonica di fili lavorati a mano con l'antica tecnica del macramè, metalli nobili quali argento, oro, tessuti pregiati, pasta di fimo, gemme, pietre dure e semi preziose. Le sue creazioni possono essere ammirate anche sul suo sito www.preziosecreazionimarinella.it. A voi le creazioni di Marinella Porru.
Beh, io credo che le nostre modelle stanno manifestando di avere tantissimi talenti, quindi non solo quello delle modelle di sfilare, che sono bravissime a indossare abiti, ma ne hanno tanti altri, ma soprattutto il grandissimo talento di Marinella Porru. Eccola la nostra Marinella. La nostra splendida Donatella. Grazie Marinella, grazie perché mi hai fatto indossare anche questa sera i tuoi gioielli, perché anch'io indosso i gioielli di Marinella Porru. Un grande applauso! E grazie anche ai Nur per aver accompagnato così bene, grazie alla nostra Saida, la ragazza che avete visto ballare. Prima di proseguire la serata però io vorrei ancora un fortissimo applauso, un forte applauso di incoraggiamento per i territori dell'Uristanese, della Gallura, di Santo Lussurgio, che stanno penando così tanto in questo momento. È anche un monito perché queste cose non debbano più succedere. Vi chiedo un applauso fortissimo. Grazie. E adesso continuiamo la serata. Adesso ho il piacere di chiamare qua Roberto Caria e Tonio Melis dell'associazione Sarroca Onlus. Venite qua che vi voglio intervistare. Quanto siete belli. Buonasera. Buonasera. E benvenuti. Buonasera a tutti, Voi grazie. fate un lavoro meraviglioso con la vostra associazione, che è quello di valorizzare tutti i siti archeologici della Sardegna e soprattutto quelli che ne hanno più bisogno. Quindi io lascio parlare te, perché meglio di te nessuno può spiegare qual è il vostro lavoro. Sì, grazie. Beh, innanzitutto stiamo facendo lo stesso lavoro adesso. Quindi Sì, effettivamente sì, dai. E questa è la cosa bella. stiamo ma infatti cooperando per un bene comune. cooperiamo per un bene comune, esatto. Niente, noi nel 2014 abbiamo fondato questa associazione, si chiama Sarroca Onlus, appunto con l'intento di dover valorizzare, cercare comunque di valorizzare sia con la divulgazione che con le varie visite guidate, con l'ausilio di archeologi, geologi e cose del genere, appunto questi beni che noi abbiamo, soprattutto nel territorio di Sarroca, che presenta comunque 35 tombe di giganti, 18 strutture riferibili al periodo nuragico, quindi un bel Ecco, vedi, patrimonio. questa è una cosa molto importante che hai detto, perché io stessa non ero a conoscenza fossero così tante. Sapevo ci fossero diversi siti archeologici qua a San Roque. Che belli bambini. A quest'ora poverini sono Cominciano ad essere anche se è stanchi, nuragico, vero? però un pochettino. È un bambino nuragico, però è un bambino nuragico di quelli un po' vivaci, no? No, come ti dicevo, io sapevo ci fossero tanti siti archeologici qua nella zona di San Roque, ma non così tanti, quindi vedi, stai dando anche a me una notizia e penso che anche il pubblico, non tutti ne fossero a conoscenza. È probabile, sì, probabile, anche perché naturalmente non è possibile cercare di fare un lavoro per valorizzarli tutti a livello proprio di visite in un tour operator, perché sono davvero tanti, sarebbe un patrimonio enorme da spenderci, però ecco, nel nostro piccolo stiamo cercando appunto almeno di far conoscere quelli che sono quelli più conosciuti, Sadome e Sorgu che ci abbiamo qua sopra, il nuraghe Antigori con una grossa rilevanza storica, quello tra l'altro, e anche il Mereu che è un nuraghe tutto da scoprire, ecco. Naturalmente noi lavoriamo anche con un'altra associazione che è poi l'associazione storica di San Roque, la SAS, Società Archeologica San Roque. Oggi purtroppo per vari motivi lavorativi non siamo potuti essere tutti quanti qua. Se non sbaglio con questa associazione riproducete anche i bronzetti nuragici, o sbaglio? Sì, dunque abbiamo fatto un paio di manifestazioni chiamata Nuragando, abbiamo fatto già 3 versioni di questa, proprio in questa arena, dove appunto facciamo la riproduzione dei bronzetti, ogni volta itinere, quindi si allega, che ne so, i lottatori della strumpa con i bronzetti, quindi che rappresentano proprio una lotta fisica. La facciamo quindi dal 2015 questa manifestazione, tranne purtroppo questi ultimi 2 anni che siamo rimasti fermi per via del Covid. Insomma, adesso ci saranno tante belle cose, però tante belle novità Speriamo, a breve. esatto, speriamo a che breve. sia l'ultimo stop che ci hanno dato e Speriamo. adesso prosegua tutto in maniera un pochettino più liscia, più Sì, tranquilla, sì, perché sì. credo ne abbiamo tutti bisogno. Assolutamente sì. Io vi faccio tantissimi auguri per questa iniziativa, è un'iniziativa stupenda, d'altronde si sposa perfettamente anche con quello che stiamo facendo noi adesso. Spero che ci rincontreremo magari su questi, chiamiamoli palchi, anche se non Sì, sono lo proprio speriamo palchi. e
naturalmente vi chiedo scusa per aver interrotto questo bel vedere, ma purtroppo No, assolutamente. noi Ogni nuraggi tanto- ci siamo fatti Allora, così. Ogni tanto anche questo è un bel vedere. Ti ringrazio tantissimo Roberto. Grazie Grazie. Tonio, buona serata. Buona Grazie. serata a tutti, grazie. Grazie. E faccio ancora qualche ringraziamento. Ringrazio Nicola Satta Rappresentanze Cagliari, ringrazio SD Selin Gym, palestra di arti marziali e fitness a Cagliari, Guida al campionato, rivista dei tifosi rossoblù a Cagliari, Furgoniamo, concessionaria online specializzata in furgoni a San Luri. Stefano Liliu Trasporti, concessionaria online Furgoniamo, l'ho già detto, perdono, ma dovete capire che io con questa benda non è che ci vedo benissimo, quindi sto facendo tantissimo. Grazie. Sardini a Rent, centro noleggio e vendita piattaforme aeree, sollevatori, telescopi, autogru a Cagliari, Scopri Cagliari, tour in bici, Parco di Molentargios e Cala Mosca, soccorso stradale Pala e Curreli, autotrasporti e soccorso a Capoterra e infine Lellos Garden, realizzazione di giardini e opere verdi a Ville Simius. Un applauso per i nostri sponsor ancora una volta e poi inoltre vorrei anche ringraziare la Proloco e il Comune di San Roque ancora una volta e comunicare che stanno presentando un importante film, L'Agnello, con la regia di Mario Piredda. Sarà il 2 agosto alle ore 21 presso l'Anfiteatro Parco Pubblico a San Roque. Ci sarà l'ingresso gratuito. È un evento molto importante perché comunque è un film della nostra terra, quindi sono certa che molti di voi saranno interessati ad andare a vederlo. Potete prenotarlo, l'ingresso è gratuito con donazione. E potete prenotare i numeri 339 568 6794 e 345 172 9851. Capisco che magari non vi potete segnare il numero al volo, ma anche alla fine della serata potete avvicinarvi da noi e vi daremo tutte le informazioni del caso. Procediamo con la storia che incontra l'arte e l'arte incontra la moda. E la moda conquista le anime. Personaggi e simboli leggendari incastonati tra gli intrecci di tessuto si mostrano più vivi che mai grazie a Noi Siamo Tradizione. Sono un uomo perso dentro le parole. Dimentica i miei occhi, aprile sbocciano le viole. Prima di svanire ancora dietro al primo sole, senza cuore. Un homine settende no basche a mie. Chi in su cuore in questa traschia cada dia. Dai sa forza, dai sa luce como in su coro. Amore che passi lontano dagli occhi. Aspetto che gridi il mio nome, mi tocchi. D'improvviso si coglierà come un senso di libertà. Eterno amore, dimmi dove sei finito. Ho pianto e riso al punto che non ho capito perché non sei, o forse non siamo forti abbastanza. Pensa che la mia mano tesa prima di come un terrore che un cielo pleno è mia. O era il mio, senza te questo nasce da sé. A te si lo intende su tumbo e su coro. Si canta a mie con so che s'amore che un ispanto de coro.
Amore che passi lontano dagli occhi, si canta Sammy e Gusano. Questa era la collezione di Noi Siamo Tradizione. Tra l'altro è anche il nostro partner per il progetto Archeo Moda e Musica, quindi sta facendo con noi il giro di tutta la Sardegna. E adesso è il momento di Dina Pinchuk. Dina Art Design è un progetto che coniuga fashion design e professionalità artigianale. Ogni capo è assolutamente unico, pensato, disegnato, tagliato e cucito a mano seguendo le regole della tradizione sartoriale. Colori accesi, stampe a fiori, corpino modellato e rivisitato sono le particolarità che fanno riconoscere il mondo creativo di Dina Pinchuk. I look and stare so deep in your eyes. I touch on you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to go. Call your name 2-3 times in a row. Such a funny thing for me to try to explain. How I'm feeling and my pride is the one to blame. Yeah, 'cause I know I don't understand. Spettacolari le nostre ragazze e altrettanto spettacolari gli abiti di Dina Pinchuk. Ancora un grande applauso per Dina Pinchuk. Congratulazioni Dina, grazie Erika, splendide come sempre. Grazie.
Ed ora voglio fare ancora qualche ringraziamento. Ringrazio Udella Sport e Premiazioni per tutte le vostre ricorrenze a Cagliari, Pibret Bakery, panificio con specialità colazione pranzo a Cagliari, a View on Cagliari, B&B di Cagliari, LAM, laboratorio analisi chimiche e microbiologica da Semini, Seconda Mano, mercatino dell'usato a Cagliari, 3C prefabbricati, Orosei, Juvenis Biocosmetica, cosmetici a base di essenze e di oli essenziali e Piscina Manna, Pula, Entusa, fornitura di strumenti di misura, Cagliari, Full Media Service, organizzazione di eventi, pubblicità, marketing, società di consulenza Orta Cesus. E adesso vi lascio nuovamente in compagnia dei Nur.
Massimo Perra e Daniele Cuccu, bravissimi, grazie. Bene, siamo giunti alla fine della nostra serata. Io inizio a fare un bel po' di ringraziamenti. Ringrazio M Comunicazione, Capotere 2000 Academy, con il patrocinio del Comune di San Rocco e in collaborazione con la Proloco di San Rocco. I main sponsor TechFind di Giuseppe Bulugiu, RM2 Media Partners e New Line Impianti Elettrici e i media partners Sardegna Web TV, 300 Online e Radio Supersound, la radio ufficiale dei nostri eventi. Ringrazio Neon Europa, Elmas, International English Center, Holidays Vacanze di Lusso e poi ringrazio di nuovo tutti gli stilisti. Noi siamo Tradizione, Valentina Muredda, Marita Balaz, My Sardinia Style, Roberto Bortolussi, Marinella Staico, Paola Sairis, Marinella Porru, Emma Iba e Dina Pinciuk. Gli ospiti della serata, Inur, Carola Puddu, Bianca Corte, il manager group Mariano Marras, facciamo un applauso per Mariano. Le nostre make-up artist Francesca Sezzu e Tatiana Cocorina, lo staff organizzativo Jenny Fortini ed Erika Ezzi, le musiche Giampiero Puddu e Moreno Paschina, la nostra direttrice artistica, la splendida Giulia Uriemma, e grazie a lei che le ragazze fanno queste coreografie strepitose. Il nostro Audio Luci Paolo Meloni, le nostre riprese video con Jonathan Perra, i fotografi Franco Leccis e Giuseppina Zeni, Ricarte di Riccardo Mocce e Catiuscia Sias, il nostro ufficio stampa Roberta Gallo, la nostra direttrice commerciale Alessandra Mulliri, la nostra responsabile comunicazione Cristiana Capagli. Non sembra, ma dietro un evento del genere lavorano veramente tantissime persone, tante maestranze, ma come sempre il ringraziamento più grande lo faccio a voi perché siete stati un pubblico meraviglioso e spero di rincontrarvi molto presto. Buona serata a tutti!